Eurolingue si espande ancora dopo Favara, Palermo, Caltanissetta. Domani sera, sabato, ci sarà una nuova inaugurazione a Sciacca. Un'iniziativa sicuramente interessante. Ecco, cosa propone? Sì, da qualche anno ormai siamo impegnati in questo progetto di portare l'inglese sempre più vicino alle famiglie, agli studenti e anche alle scuole con cui collaboriamo ormai da tanti anni, e quindi questa nuova apertura a Sciacca ci rende molto felici, perché Sciacca è una città importante per la provincia, è una città in cui il turismo cresce, e quindi speriamo di dare il nostro contributo alla diffusione, alla crescita non solo culturale ma anche economica della città, appunto tramite la diffusione della conoscenza della lingua inglese. Ci sono delle novità didattiche quest'anno che propone Eurolingue, ricordiamole. Sì, alcune novità didattiche riguardano, per quanto riguarda i nostri studenti, appunto la possibilità di accedere ad una piattaforma con tanto materiale che darà loro la possibilità di estendere, insomma, approfondire lo studio anche in maniera autonoma a casa, e quindi questa è sicuramente una proposta molto utile che già sta trovando riscontro positivo tra i nostri studenti. Un'altra novità riguarda proprio queste settimane in cui siamo impegnati in un progetto di formazione del MIUR, formazione per i docenti, tramite la scuola capofila Niccolò Gallo. Sono già sorti tanti corsi, altri si stanno concludendo, anzi si stanno confermando, anzi volevo sollecitare i colleghi insegnanti appunto a dare un'occhiata alla piattaforma MIUR, Sofia del MIUR, e quindi iscriversi, perché stiamo adesso nella fase conclusiva delle iscrizioni. L'offerta di Eurolingue è rivolta a tanti segmenti del mondo del lavoro, degli studenti, insomma chi vuole può trovare la sua giusta dimensione. Sì, proprio oggi per esempio andrò a proporre i nostri corsi ad un'azienda abbastanza importante e conosciuta della città. Ci sono appunto offerte varie che riguardano le scuole, siamo impegnati in tanti progetti con le scuole pubbliche, che riguardano le famiglie, quindi i nostri studenti che vengono presso la nostra sede e quindi svolgono i loro corsi con noi, progetti di formazione con gli insegnanti, come dicevo prima, insomma lavoriamo un po' a tutto tondo. Adesso in questo periodo volevo approfittarne per anche sollecitare gli studenti che hanno vinto la borsa di studio INPS a completare l'iscrizione, perché sono proprio gli ultimi giorni, quindi insomma affrettarsi per non perdere questa ottima occasione che l'INPS già da qualche anno dà a tutti, bene, agli studenti figli di statali, quindi è un'ottima opportunità di approfondire la conoscenza della lingua inglese.